Emporio Bianchini, prodotti ed accessori per tutti gli animali. Servizio toilettatura professionale ed ampio settore acquariologia. Vari esperti sono pronti ad aiutarti nella cura di orti e giardini con prodotti di qualità. Emporio Bianchini lo trovi a Mantova sulla statale Goitese al numero 19. Da oggi anche Biancofarma, veterinaria e parafarmacia. Oro Italia vi aspetta a Ostiglia, offrendo la massima valutazione e pagamento in contanti. Oro Italia acquista il vostro oro. Oro Italia, da sempre il posto ideale in cui fare il giusto affare. Una nuova puntata di Fido Diretto, siamo qua al Rifugio del Cane Abbandonato con Chiara. Ciao Chiara! Ciao! Che cosa presentiamo? Quali animaletti presentiamo oggi che stanno cercando una casa e quindi vogliono andare via dal canile, sono stufi di stare qua? Allora, abbiamo una coppia di marito e moglie. Addirittura? Addirittura marito e moglie. Quindi potrebbe esserci anche l'opportunità di prenderli insieme, che sì. sarebbe fantastico. Ma credo che siano anche pronti al divorzio, Ah, ok. pur di andare via. Comunque si tratta di Linda, che è un Labrador Croisé. È molto buona, ha 3 anni, è un bel cane, giovane. Mi risulta che siano stati sequestrati. Questi cani avevano anche avuto dei cuccioli e c'era stato un sequestro e quindi sono arrivati da noi. Molto probabilmente o non erano ben tenuti oppure erano di una proprietà di qualcuno che non so cosa sia successo, comunque sono arrivati da noi. I cani non sono sofferenti, non avevano delle patologie, erano ben nutriti, però insomma Ogni tanto capita che arrivino queste esatto, cose. Quando... E invece il maschio si chiama Spike, è più giovane, è del 2011, lui è un incrocio, è nero con le focature, più piccolo di lei è una cagna abbastanza grande, insomma medio grande, lui invece è un cagnolino medio, ha 1 anno solo, è buonissimo, molto affettuoso, va d'accordo con tutti, insomma è un bravo cagnolino anche lui. Quali esigenze hanno? Cioè chi sono adatti? Linda ha un po' il problema della stazza, pur essendo una cagnolona molto buona, certo. ecco, è un cane grande e quindi ha qualche esigenza in più perché ha bisogno di qualche passeggiata, di venire condotto un po' in giro, sgranchirsi le gambe e poi anche in casa, insomma è un attimo più ingombrante. Certo. Per esempio, non so, con dei bambini piccoli forse è abbastanza brava da non saltare, non farli cadere, però insomma è un cane... Comunque che avendo una stazza di un certo tipo bisogna starci un attimino. Ecco, magari un anziano potrebbe essere un po' un problema in questo senso, anche se ripeto è buonissima. Lui invece non ha neanche questo problema perché è un cagnolino di media taglia, quindi adatto proprio a qualsiasi tipo di famiglia, è molto buono, va bene con bambini, con anziani, va bene per tutti. Anche lei è molto brava, però insomma ha questo problemino della taglia. Lei è un cane un po' grosso, senza essere un alano, però... No, beh, certo. Anche loro escono in passeggiata, possono essere visti, conosciuti, si può capire se si va d'accordo. Esatto, io invito sempre tutti a provare veramente il cane, soprattutto il cane adulto, per vedere se c'è feeling, se piace, qualcuno non sopporta il cane che magari abbaia spesso oppure che tira guinzaglio. Ecco, qui c'è l'opportunità di provarli, di conoscerli, di vedere se c'è quello adatto, se c'è feeling, certo. E quindi è utile fare queste passeggiate veramente, perché non basta apprezzare un cane per il suo aspetto estetico, tante volte ci si innamora poi invece del carattere, del suo modo di fare. Ecco, beh, quindi... è un po' come nelle persone. È un po' come le persone. Nel senso che alla fine c'è comunque c'è bisogno di avere l'affinità perché... Certo. Ecco, un'altra cosa, allora abbiamo detto che escono in passeggiate eccetera, e mi hai detto che sono adatti a tutti, è successo qualche volta che hanno adottato in coppia, quindi qualche volta avete avuto qualche caso di un'adozione, quindi se qualcuno fosse interessato sarebbe il anche in massimo. questo Rimane caso... un matrimonio perfetto e continuano la loro vita di coppia, sarebbe fantastico, però ripeto sono anche disponibili a essere adottati separatamente, certo. Facciamo fare l'appello anche a loro come da tradizione. Va bene, allora Linda dice sono una bella cagnolona, sono un po' grossa però sono veramente brava, venitemi a trovare, io non tiro al guinzaglio se non all'inizio quando proprio mi devo sfogare, poi sono molto brava, sono affettuosa, sono simpatica, non litigo con nessuno, venitemi a vedere perché merito. E invece suo marito Spike dice venite a vedere anche me
perché sono forse meno bello della mia compagna, però sono un bravo cagnolino anch'io, merito anch'io di trovare una famiglia che mi adotti, sono più piccolino, sono più adattabile a una casa anche piccola, un monolocale, vado bene ovunque e sono bravo, non ho problemi con gli altri cani, sono pronto a venire a far compagnia a qualcuno che ha voglia di avere un cagnolino che gli voglia bene. Emporio Bianchini, prodotti ed accessori per tutti gli animali. Servizio toilettatura professionale ed ampio settore acquariologia. Vari esperti sono pronti ad aiutarti nella cura di orti e giardini con prodotti di qualità. Emporio Bianchini lo trovi a Mantova sulla statale Goitese al numero 19. Da oggi anche Bianco Pharma, veterinaria e parafarmacia. Oro Italia vi aspetta a Ostiglia, offrendo la massima valutazione e pagamento in contanti. Oro Italia acquista il vostro oro. Oro Italia, da sempre il posto ideale in cui fare il giusto affare.